Manuale di indipendenza nazionale è il mio ultimo volume, è uscito pochi mesi fa, è chiaramente un tentativo di rilanciare ulteriormente il ragionamento attorno al tema dell'indipendenza della Sardegna e cerca di farlo nel modo più semplice possibile, cioè riassumendo e presentando in modo molto veloce alcune delle questioni imprescindibili attorno a questo tema. Questo anche per dare la possibilità ai tanti che in questi anni, tante donne, tanti uomini che in Sardegna si sono avvicinati a quest'idea, di ritrovarsi, come possiamo dire, chiarificate e anche, se vogliamo, già pronte all'uso, tutta una serie di questioni che ancora ci attanagliano, che io le chiamo delle grandi paure che ci bloccano. Per esempio, intanto il fatto che storicamente gli stessi dominatori stranieri ci hanno sempre riconosciuto come una nazione, come qualcosa di diverso, già dai romani fino ad arrivare agli italiani, passando per i catalani e gli spagnoli. Io dimostro come ci hanno sempre guardato come stranieri, anche quando ci dominavano, e questo chiaramente è un elemento che ci deve dare, diciamo, la consapevolezza di come veniamo visti nel mondo. Dall'altro lato poi c'è la parte più costruttiva, cioè come ci siamo visti noi, e io voglio aiutare i sardi con questo libro a ricordarsi che quando scelgono di essere indipendentisti hanno dietro 5-6 mila anni di storia e tante voci, tanti uomini e tante donne che prima di loro hanno parlato della nazione sarda, della sua indipendenza. Dunque faccio una carrellata molto rapida per dare strumenti di coraggio ai sardi che oggi lavorano per l'indipendenza, per non pensare di essere soli. Dopodiché si entra dentro la definizione di che cosa è oggi la Sardegna nel mondo. Per esempio io cerco di smontare una serie di stereotipi, come l'idea che noi siamo piccoli o siamo isolati per essere uno Stato indipendente. Negli ultimi 50 anni si sono creati la maggior parte degli stati che conosciamo, moltissimi sono più piccoli e anche se vogliamo più poveri della Sardegna. La Sardegna sarebbe uno stato normalissimo, addirittura in Europa in questo momento ci sono 10 stati più piccoli della Sardegna, e questo è un ulteriore elemento che dovrebbe farci capire che siamo giusti per la sfida che stiamo lanciando, abbiamo tutte le carte in regola. E questo significa anche affrontare temi come la geopolitica, affrontare temi del diritto internazionale, di qual è il fondamento anche giuridico per l'indipendenza. Io cerco di dare tutti questi strumenti perché sono convinto che poi l'indipendenza si fa con la conoscenza, con la consapevolezza, quella che si chiama generalmente la coscienza nazionale, e dall'altro con la sovranità agita, cioè con la capacità di tradurre